Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi parliamo di costruire un muro di difesa nella coppia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gloriosi gruppi Facebook, ed è inutile che lo ripeta perché ormai sapete che i migliori iscritti nei gruppi di Facebook li abbiamo noi, i migliori del mondo, non mi spiace per gli altri. In più vi voglio chiedere di venire anche, se avete tempo, nel nostro gruppo di Telegram, negli magici arcieri Bertoldini, dove il decano Marietto Veneziano coadiuvati da Milas tengono un percorso esoterico gratuito a lunedì sera alle 20:30. Bene, iniziamo a parlare di questi muri, perché bisogna costruirli, perché oggigiorno le minacce vibrazionali intorno a noi sono grandissimi. Con l'esplosione di questi social si vede di tutto e di più. Già una volta, 50 anni fa, quando non c'erano questi social, ma anche 20 anni fa, quando non c'erano questi social, già una coppia poteva essere attaccata in vari modi da fattucchiere e quant'altro, ma oggigiorno le cose si sono amplificate. Vuoi che magari uno vada in un social, in un gruppo, in un social, incautamente magari stringa amicizia con qualcuno che non sa effettivamente il suo peso vibrazionale, cioè nel senso che dietro magari c'è un birichino, fai che magari entri in un social dove c'è un egregore molto potente. Insomma, la situazione è nettamente più complicata oggigiorno, e quindi ci sono, al di là delle fatture, magia nera, pensieri, vampiri vibrazionali, larve astrali, che chiaramente si possono incontrare nella vita, nei social tutto è stato molto più amplificato. E visto che c'è tantissima gente, sia marito e moglie, che vanno nei social, bisogna chiaramente prendere subito dei correttivi. E bisogna prendere i correttivi in modo saggio. Se tu sei un uomo, sei una donna e vuoi bene al tuo nucleo familiare, l'importante è che ti attivi in modo prudente. Il modo più facile, comunque, è il vostro Marietto ve l'ha spiegato, è la radionica, proprio perché tocca tutti gli ambiti e tutte le possibilità di protezione. Il vostro Marietto vi l'ho spiegato già in 20 pillole, come 20 pillole gratuite che potete trovare nel canale del vostro Marietto Veneziano. Alcuni circuiti, ce ne sono altri, ma il vostro Marietto ha messo nel suo canale alcuni circuiti che lui ha trovato sul web, o ha costruito, o ha rielaborato e potenziato. E questo proprio a difesa della coppia, perché guardandosi in giro trovo tantissime persone che quando mi contattano sono state magari infettate o diciamo aggirate o attaccate da entità magari che non sapevano neanche che esistessero, tipo il poker, insomma ce ne sono tantissime, no? Comunque, tra fantasmi, larve, vampiri energetici, egregore di vari tipi, vari nomi, insomma ce n'è veramente una infinità, e quindi chi ha più testa deve attivarsi in casa, deve prendere tutti i correttivi prima che, come si suol dire, la classica frase, il bue esca dalla stalla, o viceversa entri qualchedun altro e faccia macello, deve attivarsi in modo che nessuna volpe entri nel pollaio, perché sennò dopo sono dolori e dopo si va a cercare una soluzione e ci si trova nettamente in salita. Quindi, cari amici, cercate sempre di attivarsi. Poi ci sono chiaramente altri sistemi un po' più impegnativi che la famiglia non può attivare, tipo, non so, riti operativi di alta magia per influenzare in senso positivo tutta la vita e tutta la coppia, o protezioni varie di alta magia operativa, che chiaramente questi qui li può fare il Degal, il vostro Marietto Veneziano, ma queste sono cose che hanno un costo. Invece le cose che voi potete fare subito all'istante è stamparvi qualche circuito che il vostro Marietto ha spiegato nelle varie pillole, e incominciare a proteggere la vostra coppia a livello vibrazionale. Questo è molto importante. Se no,
Vi ho già spiegato che ci sono i sigilli salomonici planetari che sicuramente una mano la danno, oppure anche quei ciondolini che il vostro marietto programma, che si possono programmare con delle varie operazioni e comandi che chiaramente costruiscono un muro di fuoco invalicabile. Comunque l'importante è che riusciate a capire che nella coppia ci vuole sempre un muro di protezione e che gli altri, se, come si suol dire, chi dorme non piglia pesce, ecco, e che gli altri non dormono mai, e come diceva Osho, se voi avete qualcosa, alla mattina si sveglierà sempre qualcuno che ve lo vorrà portare via. Quindi è importante questo, che alla mattina, ogni volta che voi vi svegliate, vi rendiate conto che quello che voi avete, anche come sentimenti, come marito, come famiglia, ci sarà sempre qualcuno che vi guarderà e ve lo vorrà portare via. Bene, cari amici, detto questo, il vostro marietto finisce qui. Vi ringrazio di avermi ascoltato fino adesso e vi chiedo di iscrivervi al canale di Legata Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!